Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Oh yeah. Well, there's a big dilemma about my baby. Oh yeah. She used to knock me out until her face broke out. There's a big dilemma about my big leg. Oh yeah. Oh, there's a big dilemma about my big leg. Oh yeah. She was my steady date until she put on weight. Boogity, 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 boogity. Buonasera, a voi la linea. E buonasera a te Natalia, con questo blusaccio dal 1978 ci dà sempre il benvenuto con Chilometro Zoom il nostro Frank Zappa. Io sono Lorenzo Viviani, mentre dall'altra parte dell'etere del microfono c'è lui, l'analogico, l'endotermico, Antonino Danna! E anche l'innevato, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Chilometro Zoom, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1084 di oggi, venerdì 21 novembre 1975. Cominciamo subito la nostra... scusate, niente, 2025, ogni tanto mi salta indietro il contatore. Te sei sempre ancorato al passato, sei un uomo del passato. Comunque ha cominciato a nevicare qui, Davvero? Bene, sì. bene. Bene non lo so se è un bene, però fa tanto Natale. Diciamo che è il mio lato... Sì, è il mio lato a poetico. Puoi fare quello che non puoi fare mai. E Natale si può dare di più. Oi! Poveri noi, siamo già all'inizio della puntata e diamo i numeri. Sono 17:42, però prima la tua trafila solita, che giustamente non hai detto, dilla. Allora, intanto salutiamo e buon lavoro alla nostra Natalia in regia, poi vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net. Fesso, chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semmivarin, videopillole e molto altro ancora. Per concludere vi ricordo anche 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp, oppure 029294 7222 per il telefono. Quando lo diremo noi? Ecco, adesso ho detto tutto. Non può partire la puntata senza la tua... Però com'è? Perché io, vedi, non riesco, io improvviso al momento. Invece te hai questa cosa che riesci tutte le volte, dai questa cadenza, che la gente, secondo me, è bello, perché la rassicuri, c'è una presenza fissa. Te, la tua frase iniziale, è proprio una cosa come, non so, è molto amichevole, molto familiare, mi piace, quando ti sento anch'io per radio, che è la solita... Dica. No, non so. No, dicevo che quando ti sento che dici la tua, diciamo, del tuo benvenuto, è bello perché, insomma, è come l'appuntamento. Alla sera inizia il drive time, in mezzo ai fatti inizia con la tua voce, con le tue parole, diciamo, con la solita cadenza. È una cosa che è bella, ti fa sentire, insomma,
ti fa molto casa, molto casa. Questa sera siamo, non so, sono entrato in empatia con te, con la neve, mi immagino il Meno camino, male. un ambiente familiare, la calza sul Magari camino, averlo il camino. la Io lo casa tipo sogno Mamma ho tutte le perso l'aereo, notti. tutta con le lucine. No, a me basterebbe anche un camino normale per farci le salsicce nella cenere alla Senti, ecco, calabrese. esce il calabrese. Non Vabbè, ce la allora fai. diamo la Sei un ricetta. finto lombardo, te sei un finto, vedi che esce l'animo calabrese, ce l'hai messo là. Beh, ma Calabria in inverno vuol dire caminetto, per cui allora diamo la ricetta così nel caso. Vai. Dunque, comprate naturalmente le salsicce in macelleria. Potete comprarle, ora le chiamano salsicce calabresi, quelle piccanti, comunque possono essere piccanti o meno. Le salsicce bucherellatele con la forchetta su un lato e sull'altro, in modo tale che così possono, tra virgolette, sudare. Le avvolgete dentro la carta stagnola e le mettete sotto la cenere del caminetto. Il caminetto, l'importante è che può anche essere acceso o l'avete spento da poco, l'importante è che vada sotto la cenere. 10 minuti, le tirate fuori, un bel bicchiere di Cirò rosso, vedete che mi ricorderete favorevolmente. Bello, bravo. Invece io ti dirò, prima di parlare poi di cose serie, a parte che sono anche cose serie queste cose qua, ho riscoperto una cosa che non mangiavo da tempo, che era legato ai sapori di quando ero bambino. Non mi dire perché mi davano questo tipo di il sanguinaccio, che noi chiamiamo il berodo. L'ho riscoperto lo dopo facevano pure i miei nonni. tanto tempo. Però, bando alle ciance perché il tempo ci corre dietro. In linea abbiamo già il nostro ospite, che ho il piacere di presentare, che è Fabrizio Santori, l'onorevole Fabrizio Santori, che è consigliere comunale in quel di Roma, ma soprattutto in questo caso con noi stasera è perché è anche docente, autore di testi sull'agricoltura. È proprio in questi giorni presenterà il suo testo che è Come aprire un'azienda agricola e ci interessa molto. E quindi ciao Fabrizio, intanto grazie di essere qua con noi. Parlaci di questo libro e soprattutto sarà un libro che insomma magari potremo anche esaminare, quindi se ce lo spedisci poi ne parleremo anche in maniera approfondita. Molto volentieri, ben trovato. Certo, buonasera a tutti, intanto ciao Lorenzo, ciao a tutti, è sempre un piacere essere in linea con voi, grazie dell'opportunità e lo presenterò domenica a Frascati, ma ne ho già avuto di altri incontri. Aprire un'azienda agricola, guida pratica e business plan è il sottotitolo, perché cerco di aiutare gli agricoltori ad avere un percorso di costruzione della propria idea di business, perché spesso c'è una importante difficoltà, quello di capire se magari in qualche modo abbiamo ereditato un terreno o vogliamo rilanciare un progetto, perché non vale solo per una nuova apertura, ma vale anche per la possibilità di rilanciare un'azienda o rilanciare un progetto all'interno dell'azienda, e quindi aiuto a costruire un business plan personalizzato tramite questo testo, e quindi ripercorro tutta la struttura del business plan, quindi come vendere, dove vendere, e quindi tutto il capitolo sul marketing, piuttosto che un'azione di approfondimento delle tematiche sui costi, sui ricavi, come posizionare il prezzo, la resa dei prodotti agricoli. Tutto questo fa parte di un percorso che arriva fino al 10° capitolo, in cui si aiuta l'agricoltore a costruire tramite un software allegato al testo la possibilità di avere un business plan personalizzato, quindi capire che cosa succederà tra 3 anni, se riuscirò a superare il cosiddetto break-even point, cioè il punto di pareggio, e dunque cominciare a guadagnare rispetto agli investimenti fatti, piuttosto che avere un'azione di investimento su altri campi, possibilità di gestire più terreni all'interno della stessa azienda agricola, quale tipo di investimenti fare. Tutto questo è collezionato all'interno del testo, che, ripeto, è in forma colloquiale, molto semplice. Chiaramente negli ultimi capitoli ci sono delle azioni complesse di approfondimento, di analisi dei costi, della possibilità di capire dove sta la redditività dell'azienda. Questo nasce da un'idea semplicissima, che è quella di tanti che non hanno il coraggio, pur avendo gli strumenti e le possibilità,
di aprire un'azienda perché non sanno se riusciranno a mantenersi e mantenere le proprie famiglie. È vero che fare l'agricoltore è assolutamente complicato, è vero che servono gli aiuti e questi sono anche stati tagliati purtroppo dall'Europa, e speriamo di recuperare questo taglio importante che la Commissione europea ha previsto, ma di fatto c'è anche un altro tema. I prodotti agricoli sono straordinari, soprattutto di alcune aziende, ma spesso non c'è la capacità di ragionare come se si fosse un imprenditore agricolo 4.0, cioè un manager dell'agricoltura. Quello che è cambiato nel corso del tempo, più solo quello che lavora la terra o alleva gli animali, deve avere un qualcosa in più e quindi il testo principalmente nasce per formare, quindi per dare un contributo. Tanti ce l'hanno nel sangue, l'azione manageriale, certo. Quindi non c'è neanche bisogno, però tanti altri a mio avviso possono avere un aiuto in concreto importante da questo testo che appunto è stato pubblicato dalla Maggioli Editore. Ma infatti Fabrizio, no, ti faccio subito una domanda a bruciapelo, perché è anche un momento in cui vediamo tanti giovani, cioè io ti parlo da, ad esempio, pescatore, no? Vieni da una famiglia di pescatori, hai un po' nel sangue le dinamiche di azienda, no? Vieni da quel mestiere, sai le spese. Adesso abbiamo un momento in cui tanti giovani, ad esempio, hanno questo primo approccio, magari romantico, magari poi è una cosa che non riesco neanche a portare a compimento, però hanno questo approccio di nuovo alla terra, no? E quindi si vede questi giovani che magari non arrivano dalla tradizione agricola, quindi può essere anche un testo in cui insomma gli si fa capire un po' cosa vuol dire agricoltura, che poi è una questione anche molto economica, cioè di costi, perché poi se uno la prende veramente troppo romantica, diciamo, e immagina un mondo troppo romantico, c'è la romanticità, c'è la passione, il cuore, ma devono fare anche dei calcoli matematici. Ecco, lo consiglieresti anche a chi, diciamo, in maniera, diciamo, non conosce bene il mondo dell'agricoltura e vuole ritornare a questo mondo, o comunque vuole buttarsi magari la città alle spalle e aprirsi l'azienda agricola? Assolutamente sì, nasce proprio quando il periodo di questa idea, di questo testo, che poi nessuno aveva mai fatto, quindi c'era un vuoto proprio editoriale, no? Aprire un'azienda agricola, ma nasce proprio durante il Covid. Durante il Covid tanti avevano il pezzo di terra, chiusi dentro casa, soffocati dal proprio lavoro, di sfruttamento anche, però allo stesso tempo avevano un'opportunità ma non l'hanno mai portata avanti. Allora chiedevano sui blog delle confederazioni agricole aiutatemi perché ho un terreno, ma come posso capire se con questo terreno, con questa idea che ho, riesco a sopravvivere, soprattutto a far vivere la mia famiglia, cioè se mi trasferisco, lascio una grande città, siccome lo voglio fare perché l'agricoltura è passione, bellezza, ce l'ho nel sangue della famiglia, però l'ho lasciata per andare nella grande città, se riesco a mantenere me e la mia famiglia. E nessuno gli rispondeva. È evidente che c'era un vuoto, no? Nella costruzione di un aiuto nei confronti degli imprenditori e di chi vuole diventare un imprenditore, anche chi viene dal nulla, no? O chi è esterno, magari in qualche modo vuole investire nell'agricoltura. Quindi lo consiglio vivamente perché ti aiuta nell'input soprattutto del software, perché ci sono dei dati di input, delle stime che l'imprenditore deve fare, spero più realistiche possibili, l'inserimento dei dati iniziali e il software ti costruisce il conto economico previsionale per i prossimi 3 anni, lo stato patrimoniale previsionale per i prossimi 3 anni. Tu chiaramente puoi vedere se poi dove e quando riuscirai e inizierai a guadagnare. Se le cose non vanno, non vale la pena iniziare un'attività perché tanti lo fanno investendo e poi falliscono, e questa è un'altra realtà. Se invece così si programma, si riescono a capire anche le situazioni gravi che si potrebbero verificare e quindi tornare indietro con il what if, cioè vedere se con altri dati di input si può raggiungere il risultato del successo dell'azienda. Non è mai facile con l'agricoltura ottenere dei margini ampi, questo lo sappiamo benissimo, però allo stesso tempo invece conoscere e approfondire quello che può succedere rispetto alla tua idea, perché poi si vanno inseriti le rese del prodotto, vanno inseriti il prezzo di vendita, i mercati di riferimento, insomma abbiamo la possibilità di approfondire tramite questo testo che, ripeto,
ti aiuta passo dopo passo a costruire la nuova impresa. L'ho fatto anche recentemente, è uscito Aprire e gestire un agriturismo, guida pratica e business plan, è proprio recente questo testo, e come sappiamo l'agriturismo è una multifunzione dell'azienda agricola, e da lì anche con la costruzione di un business plan specifico per l'agriturismo che ha, come sapete meglio di me, oltre all'azienda anche la ristorazione e l'alloggio. Quindi i temi sono tanti sulla questione agricola, ed è un obiettivo anche di carattere nazionale, perché si stanno spopolando delle aree e chi vuole entrare in agricoltura deve essere anche aiutato dalle istituzioni anche in questo modo, cioè con un percorso formativo e un'attenzione a far sì che le aziende poi rimangano in piedi. Ecco, io mi permetto di inserirmi. Fabrizio, sono Antonino Danna, intanto piacere di ritrovarti dopo il microfono d'oro. Fabrizio, allora, tra l'altro do una notizia, diciamo così, di servizio. Se lo volete incontrare, domenica 23 novembre a Frascati, alla seconda edizione di Tra Saperi e Sapori, promossa dal Ministero dell'Agricoltura, Comune di Frascati e Alter Meridia ODV, con la collaborazione di Banco Alimentare Lazio e Banco Alimentare Roma. La manifestazione a degustazione gratuita, stiamo anche proiettando il manifesto, avrà luogo dalle 10:30 alle 14 in via Grotte dello Stinco al 17. Si celebrano le eccellenze agroalimentari dei Castelli Romani con degustazioni di miele, prodotti alla lavanda, olio d'oliva, formaggi freschi, vino, altre specialità rappresentative della tradizione locale. Ecco, cosa c'è in fondo a questo comunicato? Come ricordava Marco Porzio Catone, la terra è l'unica cosa che nutre davvero l'uomo. Viviamo in un mondo tecnologico, analogico, ma non c'è niente da fare. La realtà è che se vuoi mangiare, la terra dice dammi che ti do. Ecco, ma può essere anche un'idea per tutti quei giovani che si affacciano al mondo del lavoro e magari decidono di voler cambiare vita, di vivere una vita, non dico bohemienne, ma quantomeno una vita che sia più a contatto della natura, di fare del verde, ma verde vero, non a parole? Assolutamente sì, ma poi ci sono tante soddisfazioni che vedo negli occhi di chi invece ha iniziato questo percorso, ha avuto il coraggio, e quindi vendita di prodotti, eccellenze che sono state premiate, esportate poi nel mondo, e l'esportazione dei nostri prodotti è la prima nostra azione, come posso dire, dal Ministero degli Esteri, diciamo, è veramente un ponte verso le altre nazioni. Noi entriamo negli altri paesi innanzitutto grazie al Made in Italy, e quindi è davvero uno straordinario percorso. E come dicevi tu, la questione del prodotto, no? Durante il Covid tutto era fermo, ma i cittadini italiani dovevano mangiare, e quindi c'era qualcuno che invece lavorava e produceva. Oppure qualsiasi altra crisi internazionale nel mondo, ma sempre qualcuno deve una bottiglia di olio e di vino o prodotti da mangiare agricoli, e soprattutto frutta e verdura devono stare, o pesce devono stare nelle nostre case. E quindi anche se c'è una crisi, il settore agricolo non la vive, e soprattutto chi è in grado di essere più capace nel gestire prodotti straordinari, perché tanti ne fanno di prodotti straordinari ma non li fanno vendere, nessuno li conosce, e qui sul libro c'è un capitolo dedicato proprio a questo, alla necessità di saper vendere il proprio prodotto e farlo in un certo modo. Ecco, proprio questo ci dice che è un settore che non andrà mai in crisi. Poi bisogna essere bravi ad essere imprenditori nel verso giusto e farlo vendendo bene i propri prodotti. Questo però è un altro discorso, bisogna prepararsi, approfondire e farlo con la massima attenzione. Ecco, Fabrizio, purtroppo il tempo ci corre dietro. Dove possiamo trovare il tuo libro? Il mio libro si può trovare in qualsiasi store online o nelle librerie. Se si ordina direttamente sul sito della Maggioli, ad esempio scrivendo su Google, semplicemente aprire un'azienda agricola, Maggioli, Santori, volendo anche il mio cognome, esce subito il link, è già la seconda edizione, perché appunto qualche mese fa è uscita la seconda edizione, perché sta andando davvero bene, sono contento anche dei commenti positivi. Vogliamo dire anche Amazon, Mondadori, tutti gli Feltrinelli, tutti gli store vendono
e il mio testo, quindi sia in presenza, diciamo così, che online, e arriva dopo un giorno. Fortunatamente insomma i costi di spedizione sono bassi, alcune volte azzerati per i libri. E allora grazie ricordiamo dell'opportunità. Ci mancherebbe, ricordiamo il titolo: Come aprire un'azienda agricola, dell'onorevole Fabrizio Santori. Fabrizio, naturalmente aspettiamo copia in redazione, perché Certo. ce lo compriamo anche, non è un problema, aspettiamo copia, ce lo prendiamo adesso, non è che ti volevamo scroccare subito il libro, però perché mi piacerebbe leggerlo, ma soprattutto commentarlo e magari andare un po' nel dettaglio con i nostri radioascoltatori che sono attentissimi alle tematiche agricole. Sono le 17:59 minuti, ti dobbiamo salutare. Ciao Fabrizio. Grazie, ciao Lorenzo, grazie a tutti voi. Ciao carissimo. E allora, sono Antonino, le 17:59 minuti. Naturalmente fra i due sei te l'intellettuale, quindi sai che io ho malapena a leggere e scrivere, quindi ti prenderei te il libro, te lo leggerai, mi farei un riassunto, mi manderei un vocalone dove mi spiegherai il libro, lo sai. Amen. Amen. Comunque sono scattate le 18, quindi vai con Liberamente del nostro... Liberamente con il direttore responsabile Giovanni Sallusti. Ma cosa facciamo? Il coro dell'Antoniano? Tipo coro dell'Antoniano, così facciamo insieme. Lo vuoi rifacciamo insieme? Proviamo? Va bene, avanti. Ok, dai. E allora? E adesso liberamente col direttore responsabile Giovanni Sallusti. Giovanni Sallusti. Ah. Ti voglio bene. A dopo. Pure Ciao. io. Ciao. Avete ascoltato Chilometro Zero.